Ed è una semestrale con il sorriso, quella della Banca Veneto Centrale. In un 2022 pieno di variabili e dalle prospettive ancor più incerte, la Banca del Veneto Centrale approva una semestrale molto positiva. I segnali erano incoraggianti già a maggio, commenta Claudio Bertollo, il nuovo direttore della Banca di Credito Cooperativo che ha sede a Longare. Ora, prosegue, i valori economici e patrimoniali si consolidano. Conferma il presidente Marangoni. Con 20,2 milioni di euro in 6 mesi la nostra banca esprime delle performance eccellenti e al tempo stesso aumenta la propria solidità in maniera importante. La banca opera in 5 province: Vicenza, Padova, Treviso, Rovigo e Ferrara. 48 filiali, 377 collaboratori, la consapevolezza di avere un ruolo importante nei confronti di imprese e famiglie. L'Europa è il primo attore fondamentale, lo Stato italiano il secondo, a noi poi il compito di declinare nel più breve tempo possibile, tempo per tempo, le migliori declinazioni di quei cambiamenti che inevitabilmente siamo chiamati a adottare per stare a fianco della nostra clientela.